Cosa distingue la parte calda dalla parte fredda della perturbazione? Ecco, questa è la visione insieme della parte calda della perturbazione, cioè aria calda, più calda e più umida, che sale lentamente su aria più fredda e più secca. In questo caso quello che si osserva è che, se si riesce a vedere, in questa porzione qui sopra, proprio in quota, quando la perturbazione calda si sta avvicinando, qui è più facile osservare dei cirri anche molto belli che si osservano, quelle specie di volute, alle volte di riccioli molto belli. In questa stessa porzione dell'atmosfera è più facile osservare anche i cirri di condensazione non solo persistenti, ma addirittura che si espandono. Una volta, quando non c'erano modelli numerici, osservare questo tipo di cirri era segnale del fatto che il tempo stava cambiando, perché da lì a un giorno, o comunque a un giorno di distanza, poi bisogna vedere quello che era il percorso di perturbazione, ma a un giorno di distanza c'era una perturbazione calda che si stava avvicinando. Questi tipi di cirri quindi venivano utilizzati proprio per fare delle previsioni. Anche voi potete fare delle previsioni analoghe, provarci, e quando si osservano scie di condensazione degli aerei persistenti che si espandono, siamo vicini a un fronte caldo, quindi potrebbe tra 1 o 2 giorni aversi un peggioramento. Questo tipo di cirri, grazie ai meccanismi che si formavano, venivano utilizzati ad esempio in Cile, periodi preistorici, diciamo, anche addirittura per prevedere quello che erano i fenomeni del Niño e della Niña, perché diciamo, quando il mare si scaldava c'erano delle correnti scendenti estese, imponenti, che si alzavano, quindi si formavano più facilmente questo tipo di velature persistenti e gli indigeni associavano appunto alla formazione di un evento di Niño. Quindi questa è la porzione di atmosfera nella quale solitamente si osservano questo tipo di fenomeni. Una cosa importante che dicevo prima, il gioco è fatto ovviamente da quelle che sono le caratteristiche dell'atmosfera terrestre, dicevo prima, aria fredda e aria diciamo, nella quale c'è una quantità rilevante di vapore acqueo, quindi siamo vicini a quella che è la saturazione e ospita più facilmente questo tipo di scie di condensazione persistenti. Però dipende molto anche da quella che è la temperatura di uscita dei fumi degli aerei. Un aereo che ovviamente volumi d'aria che sono un po' più freddi, comunque si parla di temperature di 200-300 gradi, ma comunque temperature un po' più basse, chiamiamole, e che mette anche più umidità, darà origine più facilmente a quelle che sono delle scie di condensazione. E questa è un'immagine molto bella e interessante che è stata studiata, che è stata fatta in ambito di progetti di ricerca su queste scie di condensazione degli aerei. Qui si vede un Airbus che produce queste scie di condensazione e qui si vede un Boeing, sono entrambi dei quadrimotori, che non produce, pur se la massa d'aria è la stessa, non produce scie di condensazione. Perché questo? Perché questo Airbus è un aereo un po' più moderno e essendo un po' più moderno ha cercato anche di ottimizzare quello che sono il funzionamento del motore stesso, quindi le temperature di uscita dei fumi sono, proprio per risparmiare, sono più efficienti i motori, quindi le temperature sono un po' più basse e quindi quello che succede è che gli aerei... Sì. Sì. Già acceso. Sì. Aspetta un attimo il microfono. No, scusate. Sì. Domande si fanno alla fine, purtroppo non ci sarà molto tempo, ripeto, così vogliamo. Dopo 5 minuti. Non si può sempre una dopo se vuole. Come? Per rispetto degli altri delle finiscono. Torniamo dopo. Torniamo dopo sul rispetto. E quindi temperature più basse è più facile che diano origine a questo tipo di fenomeni. Sono, come vi dicevo, qui vedete che c'è un aereo che ha fatto questo
fatto fotografia con questo tipo di misure, perché si studiano proprio anche la quantità di cristalli e la forma dei cristalli che si formano al seguito di queste nubi che hanno, come vi dicevo prima, interagiscono con quello che è il bilancio radioattivo Terra-Sole. Un'altra cosa che mi faceva piacere raccontare, forse non è così noto come meccanismo, il fenomeno delle scie di condensazione degli aerei, ci sono anche le scie di condensazione delle navi e si osservano, si possono osservare. E queste sono delle scie di condensazione che si osservano a seguito dei cammini, dei comignoli delle navi. Qui sono navi che attraversano l'Atlantico e qui si vedono proprio queste scie di condensazione. Qui è molto bella questa immagine, in cui si vede un'area in cui in qualche modo siamo già di fatto alla saturazione, perché si vedono queste velature, sono delle nubi molto basse, queste, vicine al mare, e qui vedete che ci sono queste scie proprio di condensazione prodotte dai vapori, dai fumi delle navi. Qui il meccanismo è un po' diverso, nel senso che è vero che si formano queste scie di condensazione associate alle navi perché c'è una rimescolanza di un'area più calda e umida che si mescola con un'area umida ma più fredda, e qui c'è anche un effetto legato a quelle che sono proprio le emissioni anche delle navi, i fumi delle navi, come sapete, siccome le navi funzionano a olio combustibile, visto che sono nel mare, quindi viene consentito loro di inquinare un po' di più, usano anche dei combustibili con un elevato tenore di zolfo, per il 4% quando sono in navigazione oceanica che possono utilizzare, e quindi la presenza di queste quantità rilevanti, ovviamente rilevanti di zolfo, che negli anni 60 e 70, quando veniva utilizzato questo combustibile, che produceva anche quelli che erano poi i fenomeni delle piogge acide, che adesso non si sente di parlare, è un problema risolto. Quindi il fatto che ci siano aree